C'era una volta, nel cuore del Belgio, una giovane donna di nome Ermelinda. Era nata in una famiglia ricca, che sognava per lei un futuro brillante e pieno di lussi. I suoi genitori, due nobili spagnoli, immaginavano che un giorno si sarebbe sposata con un uomo di grande potere, che avrebbe continuato la tradizione della loro famiglia. Ma Ermelinda aveva un sogno diverso. Il suo cuore apparteneva a un amore più grande, un amore verso il Signore. Fin da bambina, Ermelinda sentiva una voce dentro di sé che la chiamava a seguire un cammino diverso. Non cercava ricchezza, non desiderava gioielli o vestiti preziosi. Dentro di lei ardeva il desiderio di dedicare la sua vita alla preghiera, alla pace e all'aiuto dei più poveri. All'inizio i suoi genitori non capivano. La volevano felice, sì, ma la loro idea di felicità era diversa. La volevano sposata e con una famiglia, ma Ermelinda, con dolcezza e pazienza, spiegò il suo sogno. E così, dopo tante preghiere e lacrime, le fu permesso di seguire il suo cuore. Si ritirò in una terra solitaria, lontana dal rumore della città, vicino a un piccolo villaggio. Lì costruì una semplice dimora, un eremo dove viveva in silenzio, dedicandosi completamente alla preghiera. Nonostante la sua scelta di vivere isolata, Ermelinda non si chiuse al mondo. Ogni giorno aiutava i poveri, offrendo loro ciò che poteva, un sorriso, una parola gentile, una piccola offerta. Ogni notte, mentre tutti dormivano, lei camminava fino alla chiesa a piedi nudi, sfidando il freddo e la fatica per stare più vicina al Signore. Ma la vita di Ermelinda non fu sempre tranquilla. Due signori del villaggio, attratti dalla sua bellezza e purezza, cercarono di sedurla. Ermelinda, però, rimase forte nella sua fede. Non si fece intimorire, ma quegli uomini non si arresero. Una notte decisero di rapirla, proprio mentre stava pregando in chiesa. Stavano per mettere in atto il loro piano quando accadde qualcosa di straordinario. Un angelo apparve a Ermelinda e la avvertì del pericolo. Lei, con il cuore colmo di fiducia, fuggì nella notte, percorrendo sentieri nascosti fino a tornare al suo eremo. Nonostante la paura, il suo spirito era più forte di prima. Decise allora di costruire una cappella a Meldert, un luogo dove potersi rifugiare e pregare in pace. Lì trascorse il resto dei suoi giorni tra preghiere, digiuni e atti di carità. La sua vita era un continuo sacrificio, ma il suo volto risplendeva di una gioia profonda, quella gioia che solo chi vive nell'amore puro può conoscere. Ancora oggi il ricordo di Ermelinda vive nei cuori di chi la prega e si ispira alla sua vita. Ogni anno, nel giorno di Pentecoste, il piccolo villaggio di Meldert si riempie di canti e processioni in suo onore. Le sue spoglie riposano nella chiesa, dove tanti fedeli si raccolgono in preghiera, sperando di ricevere un po' della sua forza e del suo coraggio. Anche in Olanda, a Moergestel, si è creato un parco per ricordare il suo esempio, un angolo di pace dedicato a una donna che ha vissuto per la pace e l'amore. Il cammino di Ermelinda non fu facile, ma fu un cammino di luce. Una luce che ancora oggi, dopo tanti anni, continua a illuminare i cuori di chi cerca pace e conforto. Ermelinda, con la sua dolcezza e il suo coraggio, ci insegna che l'amore vero non ha bisogno di ricchezze o di grandi imprese, ma di piccoli gesti fatti con tutto il cuore. E così,
Ogni volta che qualcuno prega in silenzio, offrendo una parola gentile o un aiuto a chi soffre, lo spirito di Ermelinda vive ancora tra noi. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.